Era il 1956, quando il popolo ungherese insorse contro l'invasore russo, meglio sovietico, in quello che fu uno dei momenti più drammatici del secondo dopoguerra del XX secolo, efficacemente raccontati dall'allora inviato del Corriere della Sera, un giovane Indro Montanelli. La feroce repressione determinò un massiccio esodo di studenti e intellettuali, protagonisti dei moti, comuni cittadini, che si dispersero in Europa. Tra i paesi che accolsero gli impauriti transfughi anche l'Italia e in particolare la città di Padova, dove molti dei fuggitivi magiari si sono laureati e ricostruiti una vita, creando un profondo legame, non solo affettivo, tra due culture storicamente e linguisticamente così lontane. Le celebrazioni della ricorrenza hanno visto un momento particolarmente toccante nel convegno che ha riunito all'Università Euganea studiosi ed esperti, ma pure coloro che hanno vissuto in prima persona quei momenti, sia in qualità di esuli, sia di chi ha accolto nella comunità padovana gli allora stranieri, stabilendo con loro un legame profondo, rafforzatosi nel tempo. Or sono 30 anni, giungemmo a questo Ateneo abbandonando patria e affetti nell'anelito di libertà. Questo si legge nella targa che è stata affissa nel cortile interno del BOA, sede universitaria di Padova, in occasione del trentennale della rivoluzione ungherese, 1956. Da allora sono passati altri 30 anni. Con noi abbiamo Loio Sciocoliciagni, docente universitario, medico di professione, che ha vissuto in prima persona quei momenti. Di quei momenti che cosa ricorda? Senz'altro l'affetto anche della città stessa di Padova. Certamente quando sono arrivato allora a Padova senza conoscere la lingua italiana ho avuto però l'accoglienza formidabile nel collegio Antonianum dei Gesuiti qui a Padova, dove ho trascorso i miei più belli anni di formazione da studente e quindi sono rimasto 7 anni e forse qualcosa oltre per andare direttamente a sposarmi dal collegio.